consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Allacciate il grembiule, si parte! Benvenuti cari amici, benvenuti a Radio Chef. Oggi un nuovo appuntamento dal sapore autunnale, ma soprattutto siamo agli sgoccioli di questo mese di ottobre, si avvicina anche il ponte di novembre e quindi noi siamo pronti anche proprio per portarvi a conoscere gli eventi del momento. Con me c'è anche Maria in studio. Ciao Maria, buongiorno. Ciao Barbara, buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo autunnale momento che a me piace. È vero, ho anche messo un bel vestito con tutti anche tu, così sì. La fantasia autunnale per chi non la vede. Ci siamo trasformati in autunno, esatto, come la zucca di Cenerentola, anche noi. La zucca, esatto. Anche noi ci vestiamo in mood autunnale. Anche se fa ancora abbastanza caldino, devo dire, però non sa mai, quindi meglio essere un po' coperti. Intanto dalla zucca alla cipolla ci si veste. Sì, la cipolla, esatto. Invece questo periodo dell'anno è molto bello qui, soprattutto nel nostro Friuli Venezia Giulia, perché ci sono davvero tanti eventi appunto per scoprire i gusti e i sapori dei nostri territori, e quello di cui vi vogliamo parlare oggi, con cui vogliamo aprire, è proprio WeFood, un weekend proprio nelle fabbriche del gusto, questo fine settimana 28 e 29 novembre. Ottobre. Sì, ottobre, però io sono già avanti, 28-29 novembre, ottobre, ce l'ho questo novembre oggi. Le porte appunto delle fabbriche del gusto si apriranno per tutti. Si tratta di un weekend di turismo enogastronomico all'interno proprio di cantine, prosciuttifici, distillerie, caseifici, acetaie e non solo, davvero quindi tanti luoghi di produzione del nostro territorio, ed è l'edizione autunnale di WeFood, la manifestazione che punta i riflettori sulle eccellenze enogastronomiche di tutta la nostra penisola. Si può prenotare per degustazioni e show cooking, noi ne parliamo invece oggi qui in collegamento con l'amministratore delegato di Post Eventi, che cura anche questi appuntamenti insieme al Promoturismo FVG, che è Alessandra Pizzi. Allora Alessandra, benvenuta, grazie per essere con noi. Grazie a voi e buongiorno. Buongiorno Alessandra, allora parliamo innanzitutto di questo fine settimana che ci porterà a visitare le fabbriche del gusto, che sono anche aziende di eccellenza proprio dell'enogastronomia italiana. Dove andremo in Friuli Venezia Giulia in questo caso? In Friuli Venezia Giulia apriranno diverse realtà e soprattutto la cosa interessante è che si occupano proprio di prodotti diversi tra di loro. Potremmo andare da Distilleria Ceschia, appunto una distilleria famosa per le sue grappe, una tra le più antiche e tradizionali distillerie familiari del territorio e non solo. Potremmo andare a degustare la gubana, dolce tipico appunto del territorio, da due diversi produttori, Dorbolo Gubane o la Gubana della Nonna, sempre in provincia di Udine. Potremo andare a degustare dell'ottimo prosciutto San Daniele dal prosciuttificio La Glaciere, ma non solo, avremo anche produttori di olio come il frantoio Corte Tomasin, produttori di vino come la famosissima e rinomata cantina Zidaric, e il territorio appunto in Friuli Venezia Giulia ospiterà anche uno show cooking presso la pizzeria da Mario, una delle pizzerie appunto della guida enogastronomica Venezia Tavola, tra l'altro guida da cui proprio nasce 7 anni fa l'idea di WeFood. Bene, quindi davvero tantissimi appuntamenti, e poi si potrà visitare insomma la bellissima cornice anche di San Daniele del Friuli, parlare di prosciutto, ma non solo. Esattamente, WeFood ha proprio l'obiettivo, mi allaccio proprio a questo spunto, di valorizzare, oltre alle eccellenze enogastronomiche che sono appunto il focus di questo tipo di proposta, valorizzare anche i territori, le reti, le connessioni e le sinergie che si possono creare sia tra produttori ma appunto anche nello specifico col territorio e la cultura che è presente in queste magnifiche aree. Invitiamo quindi di solito il nostro pubblico non solo ad andare a scoprire il gusto, il sapore, la passione e la tradizione che questi produttori mettono nel realizzare le loro eccellenze enogastronomiche, ma li invitiamo appunto a cogliere l'occasione proprio di farsi una passeggiata, di scoprire questi territori che oltre a tutta la parte enogastronomica hanno molto da offrire, sia in termini appunto di cultura, di paesaggio, ma non solo. L'idea appunto è di creare sinergia valorizzando il territorio anche in un'ottica appunto di promozione turistica e attrattività da questo punto di vista.
Beh, poi pensiamo anche ai prodotti, quando ne conosciamo la storia e anche tutto il ciclo di produzione assumono decisamente un altro valore, riusciamo anche a comprenderne le differenze, le caratteristiche e poi insomma ad assaporarli con tutta un'altra consapevolezza. Anche questo è un bellissimo percorso che suggerisco a tutti di fare perché insomma è veramente secondo me importante, ci dà quel tocco in più, è un po' quello che accade visto che siamo alla radio, anche con le canzoni, no? Quando ne conosci la storia le ascolti in modo diverso. Esattamente, noi abbiamo presentato all'inizio della settimana WeFood a Milano presso la sede del Touring Club e raccontavamo proprio questo, cioè che i visitatori dopo che vanno in queste aziende, in questi laboratori che spesso sono di dimensioni molto piccole e quindi oltre a tutta la parte di tradizione stupiscono anche per l'innovazione in realtà che ci mettono dentro, ma riescono proprio a entrare in un mondo affascinante che sta dietro al bicchiere di vino che possiamo bere, al dolce che possiamo mangiare, a tutti i prodotti appunto che noi possiamo degustare. Scoprire tutto quello che ci sta dietro in termini di materie prime, di processi di produzione, di tradizione, storicità, innovazione e apporto che anche i giovani ci mettono su questo settore oggi che ci tengo a ricordare non è più solo diciamo tradizionale perché si pensa che viene tramandato da generazione in generazione, ma sono moltissime le realtà di questo tipo che oggi proprio anche aprono in maniera nuova sui territori, proprio per un legame che hanno con la storia, con la tradizione, mettendoci ognuno del proprio. E quindi è sempre piacevole da parte nostra ricevere i riscontri di persone stupite che godono, riscoprono questi tipi di prodotti entrando proprio in un mondo, come dicevi tu, come quando si ascolta una canzone, uno si immerge e quando ne conosce il testo, l'autore, la storia appunto di quella canzone, prova un'emozione diversa e la vive anche, l'ascolta in una maniera differente. Questo è proprio il sentimento che noi vogliamo trasmettere con WeFood, cercando di far innamorare le persone delle cose che assaggiano, far scoprire prodotti nuovi e produttori che si occupano appunto di queste eccellenze con una cura che a volte nemmeno immaginiamo. È vero, è proprio così, e poi l'importante aspetto, insomma, di accrescere la nostra cultura personale, anche quella enogastronomica e la conoscenza del nostro territorio per chi parteciperà del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo ricordare, Alessandra, cosa bisogna fare allora per partecipare agli show cooking, per poter essere protagonisti di questo weekend? Assolutamente sì, invito tutti a collegarsi al sito www.wefood-festival.it. Alla voce Le Fabbriche del Gusto si può scoprire l'elenco delle aziende partecipanti e all'interno di ogni azienda basta cliccare su prenotati alla visita in modo da poter scegliere l'orario nella giornata insomma di proprio interesse e disponibilità. Le partecipazioni appunto sono gratuite e basta solo innamorarsi e appassionarsi di questo mondo. È vero, è così. Allora noi ringraziamo davvero Alessandra Pizzi per essere stata con noi e averci parlato di questo evento, questo weekend nelle Fabbriche del Gusto, che è appunto il Festival WeFood. Grazie ovviamente a Turismo FVG, dove trovate anche tutte le indicazioni e i rimandi per poter scoprire di più. Buon divertimento e insomma buona scoperta di questi luoghi bellissimi e anche di tutto quello che significa la produzione di questi prodotti d'eccellenza del territorio. Grazie Alessandra. Grazie a voi, vi aspettiamo nelle Fabbriche del Gusto. Allora, è stato un bellissimo viaggio anche questo e c'è un altro prodotto per il quale è molto importante conoscerne le caratteristiche, la storia, i sapori, che appunto può anche variare per quanto riguarda la produzione, i luoghi di produzione, di cui parleremo tra pochissimo perché è un altro appuntamento da non perdere proprio in questi giorni, ma prima però è il tempo della nostra ricetta e per questo Maria lascio a te la parola. Cosa prepariamo oggi e soprattutto chi ci ha mandato la ricetta del giorno? Assolutamente, il momento attesissimo anche della nostra puntata di oggi. Volevo sdoganare un po' l'idea di quanto è facile e difficile
difficile fare la lasagna. Voi sapete, quando si prepara ad esempio la lasagna al ragù, magari può risultare un pochino più complicato anche portarla avanti, ma oggi vogliamo preparare insieme a Daniela Perissinotto di Cordenons, dove sapete c'è una bellissima produzione di zucche a Cordenons. Voglio raccontarvi di questa sua ricetta della lasagna alla zucca, anche perché sta girando tantissimo sulle pagine social, da Instagram a Facebook fino ai video tutorial su YouTube, e secondo me è molto semplice anche da preparare e da realizzare proprio in casa in questi giorni. Vi serviranno della zucca, un gambo di porro, sale e pepe, 3 etti di formaggio asiago fresco, olio extravergine di oliva, pasta da lasagna e formaggio parmigiano stagionato. Andrete a cuocere in una padella antiaderente la vostra zucca tagliata a cubetti con olio, sale e pepe. Se serve un goccino d'acqua, ma non dovrà risultare troppo morbida. La cuocete infatti fino a quando risulterà un pochino più al dente. In un'altra padella cucinate invece il porro, e a questo punto andrete a unire i due composti e a frullarli direttamente fino ad ottenere una crema. Aggiustate di sale e pepe a piacere. Grattugiate il formaggio asiago e il formaggio parmigiano reggiano 24 mesi e nel frattempo iniziate a preparare la vostra teglia da lasagne. Mettete sul fondo un po' di crema, coprite con uno strato di pasta, poi di nuovo crema, formaggio asiago e grana e poi continuate con gli strati fino a completare il tutto. Ne bastano 2, quindi se avete una teglia un po' più grande va bene anche così. Riponete il tutto ovviamente con una bella sgrattugiata di formaggio in cima per poi formare quella crosticina croccante che a noi piace. Dicevo, riponete la vostra teglia in forno a 200 gradi per circa 15-20 minuti o comunque fino a doratura, e la nostra ascoltatrice Daniela ci ricorda anche che si può fare in anticipo e scaldare nei giorni successivi, quindi io direi un'ottima ricetta, grazie Daniela. E poi sul web ho visto anche questa simpatica ricetta nella quale si andava a preparare la besciamella invece con la polpa di zucca, quindi se vi piace anche preparare quest'altra versione potete scegliere la vostra preferita e realizzarla. Però tutti dicono che questa lasagna sia super difficile, Barbara, invece è più semplice a farsi che a dirsi quasi. Dici? È più facile. Secondo me farsi che sì. dirsi. Beh, Secondo me sì. E poi è anche molto interessante quest'idea proprio della zucca Infatti. nella lasagna, no? Un piatto che ci piace moltissimo, che quindi possiamo anche, come Poi è dire, arancione, è bella, cioè è proprio il bello della cucina. usare nella versione autunnale. Proprio Esatto. così. E poi volevo portarti invece a fare un Sì. salto insieme a noi nell'oltreconfine, perché andiamo con i nostri amici di Mein Sonntag, rivista di viaggi ed enogastronomia, a scoprire i luoghi da non perdere anche di questa settimana. Ovviamente con noi, come ogni settimana, c'è Nicole Lazzari di Regional Medienkärtner che si occupa proprio della pubblicazione di Mein Sonntag. Ma dove ci porti, Nicole? Intanto voglio darti il buongiorno e ben ritrovata qui a Radio Chef. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi vi presento uno degli articoli più rappresentativi dell'Alpe Adria della nostra nuova edizione del Mein Sonntag. Già gli Asburg amavano questo vino bianco delle colline goriziane, le cui radici risalgono al XIII secolo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, qui i confini tra Italia e Jugoslavia furono tracciati con un righello, attraverso vigneti e fattorie, senza riguardo per le persone che per secoli avevano convissuto pacificamente e avevano lavorato la loro terra. Oggi questi confini sono finalmente scomparsi da tempo e Berdacoglio si presenta come una regione vinicola condivisa con un fiore all'occhiello, il vino Rebula Ribolla Gialla. Recentemente si è svolta a Villa Vippolse la Rebula Wine Experience con degustazione comparativa, dove 11 viticoltori hanno presentato i loro migliori vini a esperti di vino e giornalisti internazionali, e c'eravamo anche noi. Il presidente del consorzio del vino Berda racconta che l'eroe della loro regione è il terreno che chiamano Opoca, ovvero una marna minerale argillosa in cui le radici possono cercare sostanze nutritive fino a 13 metri di profondità, il che aumenta l'acidità. E poi c'è la bora, che soffia vigorosamente tra le viti e le mantiene sane. L'uva di Rebula Ribolla Gialla matura più a lungo rispetto a tutte le altre varietà di vino bianco ed è l'ultima ad essere vendemmiata alla fine di settembre. In precedenza il vino raggiungeva solo 10 gradi e veniva utilizzato come taglio per ridurre l'acidità degli altri vini. I vini Rebula Ribolla Gialla di oggi sono puri invece e maturano prevalentemente in vasche d'acciaio e deliziano sia nella loro forma ferma
che è frizzante, con la loro leggera freschezza e i loro aromi fruttati floreali, e raggiungono i 12-13 gradi. Da non perdere sicuramente quindi la festa di San Martino a Žmartno di Gorska Brda dall'11 e il 12 di novembre, dove troverete sicuramente il vino Rebula, ma anche dall'altro lato ci saranno cantine aperte a San Martino dal 4 al 12 novembre per visitare le cantine del Collio e provare la ribolla gialla. Per leggere l'articolo completo invece e avere altri suggerimenti, consigli di viaggio e eventi nella regione Alpe Adria, visitate il nostro sito www.mainzontag.at. E buona giornata a tutti. Grazie allora Nicole, è stato un viaggio veramente interessante anche questo, proprio all'interno di quelle che sono le proposte per chi viene dalla Carinzia e non solo. E noi vi ricordiamo che ogni settimana insomma ci colleghiamo al giovedì con Nicole proprio per sapere quali sono le proposte anche al di là del nostro confine, e poi alla fine di questa puntata vi porteremo anche vicino al confine, perché tornerà con noi anche David. Passata e archiviata la stagione estiva, ci si prepara ormai presto per l'inverno e noi siamo davvero curiosi di scoprire cosa Benvenuta sta preparando per noi. Poi vi ricordo anche che le nostre ricette le trovate come sempre sul sito radio.0.it, da rivedere, riprovare, approfondire le puntate e molto altro. Come vi dicevo prima, insomma, abbiamo parlato anche delle eccellenze dei prodotti proprio del nostro territorio e quindi, insomma, quali saranno le prossime proposte, Maria? Assolutamente, io direi di andare subito, come dicevi, nella bellissima, vicino al confine, dato che ci siamo appena stati, dalla nostra Benvenuta di David, per andare a scoprire tutte le curiosità del momento e soprattutto andare a vedere com'è andata la stagione. Cosa dici? Beh sì, chiediamoglielo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Chef. Ci rivediamo alla fine di una bellissima stagione estiva. È stata veramente una stagione entusiasmante, è iniziata col Giro d'Italia e via via un crescendo che ci ha visto veramente coinvolti in tantissimo lavoro. Siamo veramente grati a chi è stato a trovarci, a chi ci ha portato i saluti, a chi come al solito è venuto e ci ha reso veramente felici, perché hanno portato tantissima energia e questo ci fa veramente contenti. Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta nel rinnovare e aprire spazi nuovi e ora ci godiamo un attimo di tranquillità, perché chiuderemo alcune settimane in novembre per riaprire col 1° di dicembre pieni di energia. Abbiamo uno spazio esterno caldo, una cosa nuova che abbiamo inventato proprio dalle idee dei clienti, e poi abbiamo il menù nuovo. Ci stiamo puntando sulle colazioni ancora una volta, abbiamo visto che funziona tantissimo e infatti proprio questo sabato, uno dei prossimi sabati, abbiamo 70 prenotazioni per le colazioni, che per noi è un grandissimo successo. E quindi pensavamo a delle colazioni diverse, la colazione proteica, la colazione vegana, qualcosa di nuovo che non esiste, senza andare a copiare cose già viste, ma inventando con i prodotti della valle più che altro, per cui veramente cercheremo di stupirvi. Stiamo provando varie combinazioni ed è proprio bello perché ognuno mette la sua. Ora c'è Simone che sta lavorando alla fettatrice, questa che vediamo è una tartina, ma le facciamo su ordinazione in realtà, ma ci inventiamo anche noi delle cose. Abbiamo ad esempio l'ultima offerta è la tartina con il baccalà mantecato, che gli austriaci non conoscono, per cui è una novità veramente, veramente nuova per loro e rimangono veramente stupiti. Qua abbiamo prosciutto cotto, che è prosciutto che noi chiamiamo triestino, è succoso perché è un prosciutto che ha gli aromi, quindi rosmarino. Ecco, quello che vediamo adesso è un triestino, che è il panino, lo chiamiamo triestino perché è la tradizione di Trieste, ed è il panino col cotto caldo, col cotto e il crème. Il crème non è piccante perché è un crème con la panna e qui è richiestissimo, viene tagliato un attimo un pochino più grosso. Ecco, il prossimo panino che sta preparando è il nostro classico, il primo panino che abbiamo fatto nella nostra storia, ed è la mortadella abbinata con il gorgonzola, il mascarpone, e con i peperoni. Quindi ci mette su dei peperoni verdi che danno quel tocco di amaro, va bene da colazione a cena. Quindi vi aspettiamo ai 1 di dicembre e andiamo avanti fino alla prossima primavera.
speriamo veramente che sia una stagione di grande neve, di tanta neve, di tanto sole, anche freddo, però che ci dia la possibilità di goderci questa bellissima montagna. Beh, ce lo auguriamo anche noi, cara, benvenuta. E allora, tornando un po' all'argomento delle colazioni che ha citato lei, un altro elemento fondamentale della colazione, ma non solo, di tutta la giornata, per noi italiani, in particolare per noi triestini, che abbiamo pure un sacco di varianti del caffè, vero Maria? Dici benissimo, Barbara. Intanto qual è la tua preferita come variante? Bah, a me piace sia il caffè espresso, diciamo classico, che però ancora non sono riuscita a gustare senza zucchero. Devo dire che sarebbe il modo giusto Vero. proprio per per apprezzarne tutti i sapori, ma io comunque amo quel tocco di dolcezza. Vero, attenzione a chiedere, io sono andata a Pordenone l'altro giorno e ho chiesto un nero, ovviamente non si no, fa, ti amici, arriva un non bicchiere si di fa. vino. Ti arriva A il Udine bicchiere. arriva il bicchiere di vino, a Pordenone proprio non... Ti guardano male, Sì, dici. ti capiscono che arrivi da Trieste, ecco, mettiamola in questo modo. Ma sicuramente per scoprire tutte le sfumature del caffè c'è un appuntamento perfetto, ovviamente saremo a Trieste da questa domenica 28-29 ottobre fino a domenica 5 novembre, quindi una bella settimana super piena. Ci sarà il Trieste Coffee Festival, che è arrivato all'8ª edizione, cresce sempre più e ha degli appuntamenti veramente bellissimi, perché ad esempio nel prossimo inizio settimana si potranno fare, Barbara, i viaggi in torrefazione, quindi entrare proprio dai partner del Trieste Coffee Festival e divertirsi anche a scoprire come viene proprio creato il nostro caffè. Un evento dedicato al caffè a 360 gradi, un viaggio sensoriale attraverso il gusto del territorio è stato definito quello di quest'anno, tra laboratori, incontri, workshop, approfondimenti, ma anche visite guidate, feste e gare originali. E poi saranno anche in Piazza della Borsa per accompagnarvi proprio anche dal prossimo fine settimana. La base operativa del festival sarà il villaggio del caffè in Piazza della Borsa, aprirà i battenti martedì 31 ottobre proprio alle 10 con il taglio del nastro alle ore 14, e la manifestazione ovviamente vi porta a scoprire tutte le bellissime sfumature del caffè, gli abbinamenti e anche raccontare e valorizzare l'intera filiera agroalimentare, mettendo in evidenza il percorso che porta dalla terra alla tavola. Quindi una bellissima occasione per conoscere e apprezzare ogni fase della produzione, trasformazione e preparazione degli elementi, coinvolgendo produttori locali, chef, i centri di formazione e i consumatori. Ma direi che diamo appuntamento anche ai nostri ascoltatori proprio a domani. Sarà con noi uno degli organizzatori, quindi quale modo migliore per gustare il nostro caffè se non con i protagonisti, Barbara, anche di questo Trieste Coffee Festival. Hai ragione Maria, proprio così. E quindi, che dire, noi vi diamo appuntamento domani. Cincine con una bella tazzina di caffè. Sì. E appuntamento domani con tanti contenuti che parleranno proprio di questo periodo del ponte, appunto, di novembre. Novembre che sogni da inizio puntata. Non so bene com'è che ci siamo arrivati in realtà. No, vero. È passato velocissimo. Ma credo sia un sentimento condiviso. Anche perché ha fatto caldo più a lungo, Infatti. quindi eravamo quasi ancora nell'estate, adesso ci troviamo a novembre, che è già un attimo ed è Natale. Cioè novembre. Esatto. Parliamone. Esatto, mancano ancora 2 mesi alla fine dell'anno. Era agosto ieri, praticamente. Era così, era per agosto, parlavamo delle grigliate. Esatto. Invece adesso vi parliamo di tutti gli appuntamenti belli e affascinanti che ci sono in regione proprio per questo ponte dei morti cosiddetto. Sarà anche una bella occasione per chi avrà la fortuna di fare un bel lungo ponte, magari per qualche vacanza, perché non nel nostro territorio. Vi daremo idee per ricette, curiosità e vi racconteremo quelle che sono proprio le tradizioni nella nostra regione domani, ovviamente con un tocco di caffè, di cui domani vi racconteremo di più anche grazie al nostro servizio. Non mancate, appuntamento domani alle 12:30 e poi ogni giovedì e venerdì sempre qui su Radio.0. Ciao Radio a tutti, Chef, ciao a buon tutti. pranzo e buon caffè. Buon pranzo. Radio Chef, sfida all'ultima ricetta.